Con coach De Raffaele al City of Cagliari, 10ª edizione, purtroppo orfana del pubblico, però diciamocela tutta coach, l'importante era ripartire. Sì, è una cosa che si percepisce proprio da parte di tutti, il desiderio di basket, di riniziare, e quindi diciamo che prendiamo tutto, nel senso anche avere la possibilità di fare un torneo, che quest'estate è stata cosa veramente molto rara. Però vogliamo riniziare, vogliamo farlo sperando che poi ci sia la possibilità anche di avere il pubblico, però insomma c'è tanta voglia di giocare. Una opportunità che si presenta con questo tournament City of Cagliari e che vede la tua Reyer Venezia, anche se l'avete tolto, ancora campione in carica d'Italia e soprattutto ultima vincitrice di un trofeo. Eh sì, è andata così, nel senso che il campionato si è tutto interrotto dopo la Coppa Italia. Quindi abbiamo concluso con questo trofeo che ci mancava, con grande soddisfazione. Poi ci sembra veramente lontanissimo, ci sembra passato veramente un secolo con tante vicissitudini proprio catastrofiche, difficili. È proprio uno dei motivi per i quali noi abbiamo deciso di riconfermare il gruppo, perché abbiamo avuto proprio la percezione che si fosse solo interrotto qualcosa e che comunque questo gruppo nel nostro pensiero, con qualche innestro e qualche sostituzione, potesse ancora avere qualcosa da dare di importante, proprio per il modo in cui tecnicamente eravamo arrivati e poi per il modo in cui si è interrotto il tutto. Questo Covid poi ha creato delle problematiche che vanno al di là dei nostri confini. Il fatto stesso che voi abbiate scelto di mantenere il roster la dice lunga su quella che è anche la modalità di lavoro, nel senso che molti meno problemi per insertare i nuovi e poi soprattutto per quanto riguarda, io parlo a tutto tondo, specialmente gli americani, sono quelli che forse soffriranno di più, perché il fatto insomma che loro abbiano già di per sé un carattere particolare e devono calarsi in una realtà come la nostra dove tutto e il contrario di tutto cambia in una settimana. Qual è il tuo pensiero, coach? Ma noi è proprio una filosofia del club da quando io ci sono, nel senso che puntiamo molto su dei nuclei storici, cercando poi di implementarli e di cambiarli, perché dal primo scudetto ad oggi sono rimasti solo 3 giocatori per esempio, però abbiamo quest'idea comunque di affidarci alle persone e ai professionisti, e comunque abbiamo sempre avuto indietro grandi risposte, soprattutto nei momenti difficili. Non abbiamo mai abbandonato i giocatori in momenti di difficoltà, abbiamo fatto magari cambiamenti o innesti, quindi certamente il fatto di aver riconfermato lo stesso gruppo e parlare una stessa lingua a livello tecnico, ma anche da parte loro sapere in quale struttura e organizzazione arrivano in questo momento così difficile, fa sì che comunque arrivino poi anche con le famiglie sentendosi veramente protetti e si affidano, quindi in un'ottica di continuità di lavoro avere lo stesso gruppo che già conosce le dinamiche del nostro club certamente aiuta. Ultimissima domanda, intanto grazie per il tempo che ci hai dedicato. Un campionato che parte, ripeto, in sordina, però a leggere quelli che poi sono i roster, stasera ne avrei conferma qui al Palapirastro, cioè sono arrivati i fior di campioni, significa che il nostro basket, il basket italico ha ripreso a dare fiducia anche a chi probabilmente qualche anno fa snobbava la nostra Italia. Io penso 2 cose. La prima è che certamente già dall'anno scorso questa tendenza a riavere grandi campioni, ma che mediamente tanti buoni giocatori erano arrivati, era già iniziata. Quest'anno in assoluto secondo me le squadre si sono tutte rinforzate. Basti vedere per esempio la squadra che sta facendo Pesaro, ma anche la squadra che ha fatto Roma, per citare quelle che si sono Cremona, che si sono iscritte, non Pesaro ma Cremona e Roma alla fine, e i rinforzi magari delle grandi squadre. Veramente sono arrivati tanti giocatori e penso che però quest'anno ci sia infatti in più che col Covid ci sia la possibilità di prendere tanti buoni giocatori spendendo meno, perché comunque tutti si sono resi conto che avere una certezza di giocare, una certezza di un lavoro, vale la pena anche rinunciare a qualcosa, quindi c'è la possibilità anche di avere giocatori comunque di buon livello che magari vengono anche in un posto che è l'Italia, che fra i paesi in Europa in questo momento è tra quelli comunque un po' più tranquilli, quindi credo che ci sia una concomitanza di cose. Questa ultima, la prima comunque di un campionato che ha ripreso quotazioni, anche perché
in Europa, nelle varie competizioni, abbiamo fatto tutti un'ottima figura, quindi insomma un insieme di cose, ecco, credo che sia una commistione di queste due ragioni. Grazie coach e naturalmente buon basket. Grazie a te, grazie, un saluto a tutti.